Buonasera a tutti coloro che si fossero collegati in questo momento sul nostro sito del Festival Costituzione, sui canali YouTube o Facebook. Do il benvenuto anche ai nostri relatori che tra un attimo presenterò. Devo ringraziare a nome dell'Associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli gli sponsor che permettono tutte le iniziative che abbiamo in calendario nel 2020. Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, la Banca Prima Cassa Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e la Comunità Collinare del Friuli. Grazie a questi sponsor abbiamo potuto realizzare queste e tutte le altre attività. Stasera iniziamo un percorso di 4 incontri. Il progetto è 600 anni dalla caduta del patriarcato di Aquileia e parlerà di alcune cose. Parlerà tendenzialmente delle regole. Noi nelle nostre iniziative portiamo avanti con declinazioni diverse questo concetto delle regole. Regole sono, direi, l'altra faccia della convivenza. Una medaglia è formata da due facce. Ebbene, la convivenza come l'altra faccia, questa, ovvero quella delle regole. Così come poi ne discende che, come ci sono i diritti, l'altra faccia della medaglia sono i doveri. Quindi le regole che in questo momento stiamo vivendo, anche con una certa sofferenza, e che invece forse dovremmo interiorizzare meglio. Facciamo un passo naturalmente nella storia di alcuni secoli e vedremo le stesse regole di secoli fa, anche se naturalmente il contenitore è lo stesso, ma il contenuto è diverso perché tiene conto ovviamente della cultura, dell'economia, degli aspetti etici, morali e così via. E quindi cambia, come sempre, il diritto positivo. Però il contenitore è lo stesso perché parleremo di usi, di consuetudini, di statuti, di costituzioni. Quindi esattamente quello che abbiamo oggi nel 2020. Non presento naturalmente il programma perché chiamo a fare questo l'amico Angelo Floramo che il 23 dicembre del 2009, ormai 11 anni fa, fu uno dei 6 che iniziò questo percorso dando vita alla nostra associazione, uno dei 6 associati fondatori, che ringrazio per esserci stato vicino in tutti questi 11 anni. Prego Angelo, presenta tu naturalmente il progetto, a me il dovere e il piacere di ringraziare anticipatamente, cosa che farai tu nel dettaglio, la professoressa Donata De Grassi, nostra gradita ospite e relatrice della serata. Grazie. Bene, grazie a te Paolo, e grazie a tutti coloro che si sono collegati e che seguiranno la serata, questa nella fattispecie, e anche l'intera rassegna. Quindi 2 sole parole per introdurre l'intero percorso. È un percorso che abbiamo concertato assieme al professor Paolo Mocchi e, come già lui ha detto, è teso un poco ad analizzare questa storia così complessa, così interessante e ricca di tante sfaccettature che è stata la storia del patriarcato di Aquileia, dello Stato patriarchino, ma da un punto di vista particolare, diverso forse, quindi attraverso le raccolte statutarie e le grandi constitutiones che ne hanno in qualche maniera animato la vita sociale, politica, civile soprattutto. Cominciamo stasera con Donata De Grassi, che alla fine di questa veloce carrellata presenterò più attentamente, e ci occuperemo degli statuti medievali in terra friulana, quindi una bella panoramica dei numerosi testi che raccoglievano articoli importanti che andavano appunto a normare la vita proprio nella quotidianità di coloro che erano i cives, i cittadini, gli abitanti delle comunità della patria del Friuli. Quindi una bella ed importante lezio che ci introduce e ci offre una panoramica attenta come la professoressa De Grassi ci ha abituato ormai a godere delle sue relazioni. Seguirà il 5 di novembre
Con cambio d'ora, questo bisogna stare un attimo attenti, tutti gli altri appuntamenti saranno sempre alle 20:30 e sarà la volta di Alberto Vidon. Alberto Vidon, uno storico, un docente, un ricercatore, oltre ad essere un caro amico, e lui ci offrirà invece una zoomata monografica, se vogliamo, proprio sugli antichi statuti della magnifica comunità di San Daniele, testo gelosamente custodito dalla biblioteca guarneriana e che ha normato e indirizzato la vita dei nostri antecessori. Sarà poi la volta di Paolo Camarosano, giovedì 12 novembre, sempre alle 20:30. Paolo Camarosano ha sostanzialmente aperto una scuola di grande valore e di studiosi che nel corso degli anni si sono interessati di argomenti di storia medievale anche con grande attenzione alla nostra regione. E lui ci parlerà delle Constitutiones Patriae Fori Iuli, quel meraviglioso disegno legislativo che uscì dalla volontà politica del grande patriarca Marquardo di Randec. Siamo nel 1366, il cuore proprio, il secolo d'oro del patriarcato. E poi chiuderemo il 25 novembre, sempre alle 20:30, con una lettura scenica di Massimo Somaglino. Si tratta dell'Officium Tenebrarum, l'ultima predica del patriarca Ludovico di Tech. È un testo abbastanza curioso perché è stato commissionato a chi vi sta parlando proprio da Massimo Somaglino nel periodo del lockdown, del primo, ai noi, lockdown, e torna di grande attualità perché diventa quasi una sorta di metafora che in qualche maniera rilegge la caduta di un mondo, in questo caso la caduta dello Stato patriarcale, andando un po' a giocare su alcune inquiete analogie con la società e il tempo che noi siamo chiamati a vivere. Ma arriviamo sicuramente alla serata di questa sera, e quindi il piacere straordinario per quanto mi riguarda di introdurvi la professoressa Donata De Grassi, alla quale io ho un debito, nei confronti della quale ho un debito di grande riconoscenza, come generalmente accade agli studenti nei confronti dei maestri. Io sono stato suo allievo all'Università di Trieste e ricordo sempre con grande piacere la passione e l'attenzione con cui la professoressa De Grassi era capace non solo di condividere la sua dottrina, la sua conoscenza con noi studenti, ma anche proprio la capacità di comunicare argomenti molto complessi spesso, ma veicolandoli in una maniera assolutamente piacevole ed interessante. Colgo, prima di presentare scientificamente la professoressa, quindi un po' il suo curriculum e alcune delle sue pubblicazioni più interessanti, colgo l'occasione per farvi vedere una cosa che spero faccia piacere un po' a tutti. Questo è appena uscito, è appena stato pubblicato, si tratta degli Statuti di Gemona per il governo della magnifica comunità 1381. È un'opera pregevole, pregevolissima per tanti aspetti, capita proprio molto opportunamente all'inaugurazione di questa serata, e scusate se tradisco un poco l'emozione, perché quest'opera è stata realizzata in tanti anni di studio da una amata collega e grande ricercatrice, Alida Londero, gemonese, che assieme a Michele Zacchigna, anche lui uscito fuori dal Dipartimento di Storia dell'Università di Trieste, aveva istituito tanti e tanti anni fa con gli studenti del Liceo Magrini di Gemona un laboratorio di storia medievale. Ecco, le fatiche di Alida e di Michele hanno già visto una veste editoriale immobile e stabile. È stato un testo che ha fatto la sua storia per quanto riguarda anche la conoscenza dei documenti della storia medievale. Ecco, Alida ci ha lasciato qualche mese fa, Michele già da diversi anni, e la generosità di Adriano Londero, che ha coperto le spese di questa pubblicazione, rendendola disponibile gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, è un bel segnale di quello che diceva prima
il collega e amico Paolo Mocchi, e cioè la necessità di riflettere sui materiali della storia e di considerare la cultura come uno strumento operativo importante. Allora, due sole parole circa l'attività scientifica estremamente prolifica della professoressa De Grassi. Vi cito alcuni titoli che sono molto importanti per quanto concerne la letteratura scientifica in campo. Nel 2014 ha pubblicato Guerra e società nel Medioevo, spunti e riflessioni, un ebook in particolare. Un best seller è stato Castelli e città nel Friuli Venezia Giulia, edito dalla LEG nel 2011, davvero è andato a ruba perlomeno quanto l'altro importante, Le strade di Aquileia, nuovi itinerari tra Friuli e Golfo Adriatico, sempre per l'editrice LEG. E poi cito, insomma, continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale, fra XII e XV secolo, saggi di storia economica e sociale, storie di case, castelli nel Friuli Venezia Giulia, luoghi storici e dinamiche del territorio dalla preistoria alla Grande Guerra. E poi il suo forse esordio, i primi passi in questo volume che curò a suo tempo il professor Cammarosano, che si intitolava Il Medioevo in Friuli, ed è un tomo che di fatto ha aperto la strada a molte sollecitazioni. La professoressa Donata De Grassi si occupa prevalentemente di storia sociale, di storia economica, e questa sera, appunto, come abbiamo anticipato, ci regalerà questa panoramica sugli statuti friulani. Quindi io cedo ben volentieri a lei la parola, e siamo tutti molto curiosi e attenti di seguire la sua relazione. Grazie professoressa De Grassi, benvenuta, a lei la serata. Grazie Angelo Floramo, ti darò del tu, anche se sarebbe giusto chiamare professor Floramo. Ti ringrazio per questo monumento che mi hai costruito e che insomma merito non molto. Ringrazio soprattutto per avermi dato l'opportunità, sia Angelo che il professor Mocchi, di entrare in relazione con questa associazione che è molto importante, si occupa di problemi che sono veramente fondamentali per la nostra vita in società. Il mio contributo di questa sera riguarda un'epoca molto lontana e, come tutte le epoche lontane, viene sentita in genere come oscura, no? Il Medioevo è sempre percepito come oscuro, se non altro per la lontananza dei secoli che ci separano da quell'epoca. In realtà, come ha detto il professor Mocchi, le cose, le fondamentali sono le stesse, o perlomeno si prestano ad essere messe a confronto, quelle della nostra epoca e quelle del Medioevo. Ed è sicuramente un arricchimento per noi conoscere come gli uomini di quell'epoca vivevano nella loro epoca, che presentava delle criticità molto notevoli. Senz'altro vivevano in situazioni di epidemie e di pandemie molto dure anche. Noi ci siamo un po' abituati a star bene, e quindi questa ci ha colpito in maniera particolare, ma diciamo avevano anche da confrontarsi con una realtà difficile in cui gli uomini avevano scarse risorse a disposizione e in cui il vivere civile poteva anche presentare notevoli criticità. Pensiamo soltanto ai continui stati di guerra, di razzie che si trovavano a vivere. Che cosa ci dicono gli statuti friulani in questo caso, di quest'epoca? Che indicazioni ci danno? L'argomento è veramente molto interessante, molto complesso, e certo non basterebbe un solo incontro. Quindi ho cercato di limitare questo mio discorso ovviamente alla sola epoca patriarcale, e
quindi diciamo arriviamo fino ai primi decenni del 400, perché poi con l'arrivo di Venezia ci sono delle modificazioni piuttosto notevoli. E mi sono soffermata soprattutto sugli statuti rurali, anzitutto perché penso siano meno conosciuti di quelli cittadini, e poi perché c'è una lezione, quella del professor Vidon, sugli statuti di San Daniele, che quindi diciamo daranno una panoramica sulla ricchezza e la complessità di una vita cittadina espressa attraverso i suoi statuti. Va bene, allora, che cos'è uno statuto? È un atto normativo, l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato. Questa è la definizione che ho tratto da Wikipedia. Non sono una giurista, quindi non sono andata a cercare definizioni, diciamo, di tipo giuridico più stretto. Ma allora perché parliamo di statuti al plurale? Se è un atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della società, di un ente, perché parliamo al plurale? Non ne basta uno? Allora, statutum anzitutto deriva dal verbo statuo, che significa decidere, stabilire, porre un fondamento. I capitoli, cioè le varie materie che sono trattate negli statuti, cominciano tutti con statutum est, oppure statutum fuit. È stato deciso che, è stato stabilito che, abbiamo posto come fondamento questo. Quindi ciascuno di questi capitoli è uno statuto. Statuti al plurale, statuta in latino, è la raccolta di queste norme. Ma parliamo di statuti al plurale anche perché ci sono molte raccolte legislative presenti sul territorio friulano. C'è una grande ricchezza di produzione normativa, sia nei centri a profilo urbano come San Daniele, come Udine, come Gemona, come Cividale, ma anche in piccoli e piccolissimi villaggi come Cladreccis o Villerio. Oltretutto ci dovevano essere molti più statuti di quanti non ci siano pervenuti. Perché? Perché c'è una certa casualità nel fatto che una fonte arrivi, diciamo così, intatta dall'epoca medievale fino ai giorni nostri. Dobbiamo pensare a questi statuti non soltanto come una raccolta di norme, ma come un oggetto fisico. Quando pensiamo ad un codice, ovviamente noi pensiamo a un bel tomo, no? Un libro piuttosto grosso a stampa. Dobbiamo rapportarci invece ad un'epoca in cui non esisteva la stampa, quindi non c'era la possibilità di avere molte copie, anche a prezzo molto ridotto, di testi anche importantissimi e di uso continuo, di uso corrente. Quindi siamo in un'epoca di manoscritti. Questi manoscritti hanno un costo notevole, sono scritti su pergamena che ha un suo costo e sono scritti da amanuensi che vanno retribuiti, quindi produrre un codice anche normativo, oltre che di letteratura o di qualunque altro argomento, di filosofia, di teologia, comunque produrre un codice è costoso, non è alla portata di tutti. Ecco dunque che degli statuti, parliamo soprattutto in ambito cittadino, esistevano pochissime copie, una sola o comunque diciamo al massimo si arriva a 5 nelle città più grandi. Già questo diciamo è un fatto che limita la trasmissione dai secoli del Medioevo ai giorni nostri. Nei villaggi più piccoli non veniva neanche fatta una copia, difatti questi statuti li troviamo nei registri dei notai
oppure nelle carte dei giurisdicenti del luogo. Tutto materiale che molto spesso è andato distrutto per ragioni contingenti. Sappiamo che il Friuli è stata terra di invasioni, di guerre, di anche disastri naturali. Basta pensare alle distruzioni dell'ultimo terremoto e rapportarle all'indietro, ecco. Oltre che il fatto che queste raccolte di documenti non ricevevano grande attenzione, quindi venivano a un certo punto o eliminate o diciamo si deterioravano al punto che non erano più leggibili. Non solo, ma gli statuti, soprattutto quelli cittadini, erano diciamo qualcosa che veniva continuamente rifatto, rivisto, modificato, e queste modifiche venivano scritte sul codice stesso perché non c'era altro modo. Quindi queste aggiunte, integrazioni oppure cassamenti di parti o di interi capitoli venivano fatti sul codice finché non c'era più posto, finché il codice stesso risultava illeggibile. A questo punto si faceva scrivere di nuovo e il codice vecchio veniva buttato via. E anche per questo motivo che noi non abbiamo le redazioni più antiche degli statuti friulani. Le prime attestazioni risalgono alla fine del 200, ma non sono codici completi, sono dei frammenti come quello di Cividale, che costituisce solo una parte, oppure delle parti che sono state inglobate in statuizioni più tarde, ad esempio Sacile, le prime 8 rubriche degli statuti di Sacile contengono sotto forma del giuramento dei magistrati dei nuclei che in realtà appartengono appunto al 200 e poi si sono tramandati. Quindi tranne questi due statuti a cui ho accennato, quello di Sacile e quello di Cividale, che sappiamo essere sicuramente del 200, non ne abbiamo altri che ci sono pervenuti. Diciamo che gli statuti che ci sono pervenuti appartengono all'epoca dal 300 in poi, quindi una grande epoca di statuizioni, quella del 300, a partire dal 1326 con gli statuti della terra di Spilimbergo e quelli di Faedis, che invece è un piccolissimo villaggio rurale all'epoca. E diciamo queste statuizioni proseguono, anzi direi che la parte più corposa, diciamo, questi statuti diventano più numerosi nel periodo fra gli anni 40 e gli anni 80 del 300. E anche in questo periodo che vennero emanate le costituzioni della patria del Friuli, del patriarca Marquardo di Randec, che risalgono al 1366-67. Ecco, dopo la conquista veneta le statuizioni che ci sono arrivate sono molto numerose, ma qui subentra il problema del cambio della signoria, della necessità di ottenere l'approvazione da parte della Serenissima affinché questa statuizione locale mantenesse la sua validità, e poi diciamo una serie di altri problemi di cui parleremo se ci sarà tempo ed interesse. Ma quindi fermiamoci sul periodo del 300 e primi decenni del 400. La prima domanda che sorge spontanea è di dire: ma allora non c'erano leggi in precedenza? Se diciamo questi primi statuti datano al tardo 200 almeno, ma la maggior parte al 300. E allora secondo quali principi si governavano le comunità? Il problema è che esisteva una legislazione generale
a cui ci si poteva richiamare, poteva essere il diritto romano oppure quello canonico, quello germanico, ma che spesso non dava risposte su questioni specifiche. Gli statuti nascono quindi come una legislazione d'eccezione per dare risposta a determinati problemi che riguardavano la comunità o per intervenire in merito a singoli fatti che in qualche modo hanno interessato una comunità. È una concezione del diritto diversa da quella romanistica o del diritto positivo o scritto a cui siamo abituati. Nel mondo romano c'era la concezione di un ente super partes sopra tutti quanti, che era lo Stato e quindi i suoi governanti o l'imperatore. Questo ente super partes, lo Stato, era il solo in grado di dirimere le questioni che insorgevano fra i cittadini, garantendo l'equità nel trattare le parti in contesa. Quindi è una legislazione che discende dall'alto, non tanto perché è emanazione di questo ente, quanto perché il legislatore si poneva come compito quello di prendere in considerazione un problema in tutti i suoi vari aspetti e intendeva definire tutti i comportamenti a cui il singolo doveva attenersi perché la società potesse funzionare correttamente. Ne derivava che il diritto era quello scritto, definito da un gruppo di specialisti, i legislatori, e che un altro gruppo di specialisti, i giusperiti, erano in grado di applicare. Come sappiamo c'è stato poi l'oblio del diritto romano prima della sua rinascita nel XIII secolo, l'oblio diciamo nel corso dell'Alto Medioevo, in cui si affermarono i diritti delle varie popolazioni germaniche, che erano diversi rispetto all'unicità della legge romana. Difatti c'era il diritto longobardo, il diritto alamanno, quello dei bavari e così via. Ma differenti sono anche le concezioni che stavano alla base di questi diversi diritti, vale a dire, le regole sono patrimonio delle comunità che vivono secondo esse. La loro trasmissione, la loro conoscenza non avviene quindi tanto attraverso la scrittura quanto attraverso la comunicazione orale. Ciò faceva sì che nel corso del tempo ogni comunità elaborasse delle regole proprie, nate come risposta a circostanze o problemi specifici e che all'interno della comunità venivano trasmesse. Questa è la consuetudine. Questo tipo di regolamentazione non ha un carattere sistematico, al contrario, nasce per dare risposta a situazioni contingenti, si consolida poi col passare del tempo e diventa pian piano un insieme di regole da osservare. In questo tipo di contesto non ci si preoccupava di organizzare forme di regolamentazione di tipo generale. E proprio questa è la caratteristica che impronta gli statuti friulani, specie rurali, e che spiega anche uno dei perché della loro pluralità. Confrontandoli possiamo trovare alcune norme comuni o simili perché rispondevano allo stesso tipo di preoccupazioni, ma non sono sempre uguali, non sempre uguale, ad esempio, era la pena che colpiva il medesimo reato. Parliamo quindi di comunità di villaggio come gruppo che esprimeva questo tipo di regolamentazione. Comunità di villaggio che di cui era espressione la vicinia, l'assemblea dei capofamiglia, che si riuniva normalmente per decidere su questioni che riguardavano la gestione dello spazio di pertinenza del villaggio, problemi come l'alternanza delle colture, la gestione degli incolti, dei prati, dei boschi.
Questa normativa quindi non aveva forma scritta normalmente, ma restava, diciamo, a livello orale. Poi viene raccolta e la troviamo negli statuti. Ad esempio, quello di Buia dice: attenendosi alle antiche consuetudini, e quindi un chiaro richiamo a queste consuetudini, si stabilì che i prati nei quali si effettua il doppio sfalcio, vale a dire il primo fieno e l'altivolo, il secondo sfalcio, debbano essere banditi, cioè esclusi dal pascolo, dalla festa di San Giorgio, 23 aprile, fino a che non si concluderà la fienagione, cioè fino alla festa di Santa Lucia, 13 dicembre. Per i prati in cui non si usa tagliare l'altivolo, il bando va proclamato ogni anno nella festa della dedicazione della chiesa di Santa Maria di Molotul, vale a dire il 12 maggio. E dopo tale data a nessuno si è concesso di pascolare fino a che tutto il fieno non sarà stato sfalciato. Quindi questa serie di decisioni che venivano prese nell'ambito delle comunità di villaggio formava un primo strato, non siamo ancora allo statuto, è il primo strato, la base su cui si incardinava lo statuto. Perché era soltanto quando queste decisioni venivano formalizzate in norme non transitorie, cioè non una cosa che ha validità in questo momento e il prossimo anno invece non più, quindi solo quando avevano carattere definitivo e avevano carattere di una regola generale, e soprattutto si prevedevano delle pene per chi contravveniva, allora si arriva agli statuti. C'era quindi, oltre alla comunità, ci doveva essere un'autorità che aveva il potere di comminare queste pene. E questa autorità era solitamente un rappresentante del patriarca o un rappresentante di una famiglia nobile o di un ente ecclesiastico che detenevano lo ius iudicandi, perché nel Friuli medievale non vi era un unico potere che dominava tutto lo spazio regionale e tutti i suoi abitanti, ma vi era una pluralità di poteri con un'articolazione territoriale diversa. E questa è un'altra delle ragioni che ci fa capire il perché ci fossero tanti statuti in un territorio tutto sommato abbastanza limitato. Esercitare il potere di giudicare era innanzitutto redditizio, perché si intascavano le multe, o almeno una buona parte di esse. E questo ci fa capire l'interesse dei signori, delle famiglie castellane ad accogliere le consuetudini locali e a concedere gli statuti alle comunità che si trovavano nei loro domini. Ma non è l'unica spiegazione. Lo ius iudicandi era anche uno degli attributi principali che distingueva coloro che detenevano un potere reale, che avevano una preeminenza anche rispetto ai loro consimili. Ad esempio, questo è molto evidente nel caso delle casate nobiliari. Non tutte le casate avevano lo ius iudicandi, perché questa prerogativa non era uguale fra tutti i soggetti che la detenevano. Difatti era diversa l'estensione del potere giudicante. La gran parte delle sanzioni previste dagli statuti consisteva nel pagamento di una somma di denaro da dividersi fra l'autorità signorile e il comune, il villaggio. Le pene corporali, come l'incarcerazione, la fustigazione, il taglio di un arto, erano in genere previste per chi non voleva o non poteva pagare. Nel caso di reati gravi contro le persone, come nel caso di omicidio o di lesioni gravi, invece non c'era alternativa alla pena corporale. Allora, questo tipo
di differenziazione nelle pene distingue anche l'estensione del potere giudicante. La giurisdizione civile prevedeva soltanto multe, mentre quella criminale poteva prevedere o delle pene corporali che potevano essere tramutate in multe, oppure le pene cosiddette di sangue. Alcuni giurisdicenti, ad esempio che so il Podestà di Buia, di Montenars, avevano competenze solo in sede civile, quindi si limitavano a riscuotere le multe o a comporre quelle vertenze che prevedevano un accordo fra le parti. Altri giurisdicenti invece avevano anche la giurisdizione in campo penale, ma questa poteva essere parziale, cioè con l'esclusione del placito di sangue e dunque con le infrazioni che comportavano solo pene pecuniarie o pene corporali che potevano essere convertite. Oppure invece si estendeva fino a comminare la pena capitale. Questo veniva definito nel linguaggio giuridico dell'epoca merum et mixtum imperium, vale a dire la possibilità di comminare tutte le pene previste dalla legislazione fino a quella massima, quella capitale. Tale prerogativa, diciamo che in linea di principio tale prerogativa spettava solo al principe territoriale, quella del merum e mixtum imperium, e veniva esercitata dai suoi ufficiali, capitani, gastaldi, il maresciallo. Ma nel corso del tempo il principe territoriale aveva concesso questo tipo di prerogativa ad alcuni signori locali, ad alcune famiglie aristocratiche o anche ad enti ecclesiastici. Quindi abbiamo sul territorio friulano la presenza di molteplici centri di potere, ma ciò non dava luogo a un sistema ordinato e ben strutturato, quanto piuttosto a giustapposizioni e intersezioni tra le aree coperte dai diversi giurisdicenti. In alcune comunità più ampie, che comprendevano anche villaggi minori, gli statuti includevano il principio che le statuizioni locali non dovessero contrastare con la propria normativa, pena la loro nullità. Ad esempio, questo principio è stabilito dagli statuti di Gemona che abbiamo appena visto nei confronti dei villaggi di Montenars e di Buia, che pure avevano propri statuti. È chiaro che in questo modo si stabiliva una precisa gerarchia della valenza statutaria e dai centri da cui veniva emanata. Quindi i centri più grossi avevano la possibilità di limitare la statuizione dei centri più piccoli che si trovavano nel loro territorio. Ma la definizione delle diverse competenze e sfere di azione era delimitata anche nel caso di semplici villaggi rurali. Ad esempio, il comune rurale di Moruzzo comprendeva anche i villaggi di Modotto e Collovaro, le cui vicinie potevano però eleggere autonomamente i propri armentari, porcari, riscuotere le multe, questo era importante, vendere vino e pane e carne, e quindi diciamo avere una propria fonte di reddito. Poi assieme a Moruzzo invece dovevano contribuire alle necessità dei pascoli e degli usi comuni, fornire i fanti per l'esercito, pagare le imposizioni al principe territoriale, provvedere alla guardia del territorio, le vaite. E in questi statuti vediamo anche un po' meglio il funzionamento di una vicinia, quella di Moruzzo, ad esempio, che si riuniva al suono della campana per eleggere annualmente 2 giurati che assistevano il gastaldo patriarcale nei giudizi, ne parleremo dopo, e aveva la sua sede a Fagagna. Leggeva anche il camerario del comune, quello della pieve, i guardiani delle campagne,
l'Armentaro, il Porcaro, i banditori, diciamo, ed altri incaricati dell'applicazione degli statuti stessi. Entriamo un po' più dentro in quelle che sono le disposizioni statutarie. Naturalmente c'è una tale ricchezza che non possiamo questa sera esaminare nel dettaglio. C'è anche una grande eterogeneità della normativa, cioè troviamo statuti che riguardano materie che non sono esaminate in altri in altri statuti locali. Quindi cerchiamo di cogliere qualche punto specifico comune un po' a tutti quanti. Uno dei punti su cui maggiormente battono gli statuti rurali è la difesa della proprietà e della sua integrità. Tra le disposizioni più ricorrenti ci sono quelle relative al furto e vengono reiterate più volte, quindi si comprende che è una materia che sta molto a cuore. Non solo si colpisce chi asporta beni, ma si prevedono delle pene, spesso anche piuttosto severe, ad esempio per chi fa pascolare i propri animali nei prati e nelle vigne altrui. Questa è una citazione dallo Statuto di Cormons del 1436, in cui era prevista una multa piuttosto grossa di 40 denari più la rifusione dei danni al proprietario. Analoga è la disposizione di Ragogna. Ma quello che colpisce noi, diciamo, uomini che viviamo nel XXI secolo, è come ciascun bene, anche minimo, che era stato prodotto dalla terra aveva valore e quindi la sua esportazione veniva colpita. Ad esempio, sempre negli statuti di Cormons del 1436, il gastaldo poteva arrestare, quindi siamo a una pena corporale, chi veniva colto in flagrante furto di olive negli oliveti e di uva nei vigneti, e condannarlo alla pena di una marca di soldi che, diciamo, potrebbe essere l'equivalente di un appartamento attuale. Ragogna, oltre a tutelare questi prodotti, cioè l'uva e le olive, ha una rubrica specifica che vietava di portare via le rape e le foglie delle rape dai fondi altrui. Ad essere temuti però non erano solo i furti, ma anche i danneggiamenti, specie di tutte quelle opere che segnavano i confini delle proprietà e delle terre lavorate e che le proteggevano dal pascolo indiscriminato. No? Abbiamo già visto come il problema del pascolo degli animali nei fondi altrui era sentito in maniera molto forte. Quindi venivano protetti recinzioni, muretti, siepi, cancelli. Ad esempio a Faedis, siamo in uno dei primi statuti rurali, 1326, chiunque rompa i fossati, le chiusure, le siepi, scavando questi fossati, rovinandoli con la zappa, tagliando le siepi, sia condannato a pagare 8 denari se il fatto avviene di giorno, 40 se avviene di notte, e debba rifondere il danno subito. La differenza di multa nel caso che il reato venga commesso di giorno o di notte rimanda ad una concezione giuridica per cui quello che viene fatto di notte diciamo ha maggior gravità, anche perché in qualche modo presume un dolo, presume, diciamo, un'intenzione maligna e non, diciamo, qualcosa che è avvenuto casualmente. E poi, ma insomma, non entriamo in questo argomento, se no ci perdiamo. Dicevamo, venivano tutelati quindi tutte queste recinzioni, questi elementi che difendevano la proprietà,
ma anche venivano tutelati i boschi, i prati e gli incolti che erano di uso collettivo, le comunie, che venivano utilizzati da un'ampia fascia della popolazione, quella che era meno abbiente e che non possedeva, diciamo, proprietà di questo genere. Ma in questo modo, diciamo, aveva modo di sopravvivere lo stesso, di alimentare ugualmente i propri animali, e quindi insomma di poter avere un minimo di reddito. Un esempio, quello di Attimis, nessuno dei vicini o dei forestieri possa portare capre nei boschi roncati. Capre perché le capre sono considerati animali particolarmente nocivi perché mangiano tutto e quindi sono in grado di desertificare qualunque campo. Ne vada in questi boschi per disboscare o tagliare col coltello o la roncola sotto pena di 40 denari. Quindi diciamo viene mantenuta l'integrità dei boschi di uso collettivo e si impedisce di disboscarli per ridurre la coltura, quindi di privatizzare uno spazio pubblico e quindi di sottrarlo a quello che era le regole comunitarie. Alcune specie vegetali poi erano tutelate in maniera particolare, ad esempio i castagni, che erano oggetto di una particolare norma negli statuti di Ragogna, che proibiva il taglio di quelli che crescevano nel castagneto dietro il monte bandito da pubblico proclama. Secondo antica costumanza, ritroviamo anche qui il richiamo alle antiche costumanze, alla consuetudine, senza permesso del signore di Ragogna. Ad Attimis invece erano protetti i boschi di querce da cui si traeva, dalle loro foglie e dalle loro galle, si traeva la materia prima che serviva per conciare le pelli. Già queste disposizioni che in qualche modo di cui vi ho dato conto ci fanno capire che dobbiamo guardarci dall'idea di creare un quadro idilliaco di paesi che vivevano armoniosamente, governati dai membri stessi della comunità e alle cui regole tutti si attenevano scrupolosamente, nell'ottica insomma del comune rustico di Carducci. Gli statuti, come ogni corpo legislativo, non sono la fotografia della realtà, ma dettano l'ideale a cui tendere. Quindi, diciamo, è la prospettiva verso cui la comunità tende, non è quello che succedeva veramente. Ricordo l'esempio che ci aveva fatto quando eravamo ancora studenti il professor Camarosano. In tutti gli statuti cittadini c'è la proibizione di versare liquidi immondi, immondizie di vario genere, tutti elencati con molto scrupolo, dalle finestre o comunque di gettare questo materiale nelle strade affinché le strade fossero mantenute pulite. Questo non significa però che le strade fossero pulite, ma al contrario, vuol dire che era un comportamento piuttosto diffuso, ma che non si voleva che accadesse. Quindi diciamo gli statuti, le regole, la norma ci dà qual è la via da percorrere, non è sempre così. Difatti i notai e gli atti giudiziari, gli atti dei notai e quelli giudiziari sono pieni di attestazione di una violenza piuttosto ampia e diffusa, una violenza che andava dalle ingiurie agli stupri, alle risse, ai ferimenti, fino agli omicidi. Una violenza che invece è assai meno presente, quanto al numero di rubriche che ne parlino, negli statuti. Quindi cogliamo anche qui questa forte discrepanza tra la norma, tra quello che si voleva, come si voleva che funzionasse la società e quella che poi era la pratica.
A Ragogna, ad esempio, abbiamo, ed credo sia l'unico, uno dei pochi, uno statuto contro la violenza esercitata sulle donne. Molto diffusi invece erano i casi di ferimento e di omicidio, però era diverso e anche molto il trattamento che veniva inflitto al colpevole. A Ragogna, ad esempio, l'omicidio era punito con la morte e, come dice lo statuto a riguardo, come dai tempi più antichi è sempre stato consuetudine osservare. Invece ad Atimis, Faedis e anche in altre località, se l'omicida stipulava un accordo, faceva pace, si viene detto nei documenti, con la famiglia dell'ucciso, allora era soggetta ad una compensazione in denaro e al bando dal villaggio per un tempo determinato, non all'infinito. Quindi diciamo non riceveva il corrispettivo della morte per la morte che aveva inflitto. In qualche caso invece si prescriveva il pellegrinaggio a Roma come espiazione. Ma chi aveva concretamente il potere di giudicare i colpevoli? C'era un collegio giudicante o il giurisdicente era l'unico a sentenziare? E qui emerge un ulteriore forte radicamento nel diritto consuetudinario. La procedura seguita, infatti, prevedeva che alla chiusura di un pubblico dibattimento, in cui le parti esponevano le loro ragioni, in cui venivano presentati i termini del problema, alla chiusura di questo dibattimento il presidente, che era normalmente il giurisdicente, quindi un funzionario del patriarca oppure un membro di una famiglia che aveva il diritto di giustizia, il presidente rivolgeva ai presenti, che si chiamano astantes, la domanda rituale, quid iuris, cioè quale diritto, quale norma dobbiamo applicare, e quindi ne sollecitava l'emissione di un loro parere. Erano quindi gli astanti, i presenti, a formulare il giudizio, tenendo conto degli statuti del luogo, se ce n'erano, ma più spesso anche sulla base delle consuetudini che erano osservate lì e che non erano state scritte e di cui gli astanti erano i depositari e gli interpreti. La decisione, chiamata laudum, veniva espressa da un gruppo ristretto di astanti, denominati in genere giurati o anche boni homines. Giurati l'abbiamo già sentito, no? In precedenza, quando ho citato una norma di uno statuto. E poi questa decisione dei giurati, che raccoglieva il parere degli astanti, veniva manifestata al presidente dell'assemblea. Se costui, come accadeva di solito, la faceva propria, essa acquistava forza esecutiva ed era definita come sentenzia. In questa modalità processuale la funzione giudicante era assunta in definitiva non da un esperto del diritto, né da un pubblico ufficiale. Quest'ultimo aveva solo la funzione di presiedere l'assise e poi, sulla scorta del laudum, pronunciare la sentenza. Quindi la funzione giudicante era assunta dai presenti al dibattimento, depositari della consuetudine. Non entro in profondità in questo tema, lo richiederebbe, e neanche sul giudizio negativo che pesa ancora su di esse, che venne formulato già all'epoca della promulgazione delle Costituzioni marquardine da parte dei giuristi formatisi secondo il diritto romano e quello canonico, perché penso che ne parlerà il professor Camarosano, perché diciamo è stato uno dei grossi temi di dibattito all'uscita delle Costituzioni della Patria del Friuli. Quello che volevo mettere in luce
e che attraverso il parere che veniva espresso da astanti e giurati, tutta la comunità di villaggio o la comunità cittadina diventava corresponsabile del giudizio emesso, cosa che risalta con chiarezza soprattutto nel caso di delitti più gravi, quando si poneva il problema dell'accettazione o meno del reo all'interno del corpo sociale. Abbiamo già visto che, ad esempio, nel caso di omicidio, l'allontanamento dalla comunità era considerata una delle pene più forti. O anche la valutazione della compensazione da offrire per i reati commessi. Un'istituzione di questo genere, che escludeva l'apporto esterno di un sapere dotto e specialistico, quello dei giuristi, di fatto collegava strettamente la funzione giudiziaria ai valori e alla prassi espressi dalle comunità locali e non sempre codificati nella normativa scritta. Io mi fermerei qui perché aspetterei, diciamo, delle domande per approfondire alcuni aspetti che possono essere più interessanti per gli ascoltatori. Beh, sicuramente peccato che non possa arrivarti l'applauso, il suono dell'applauso, una relazione condotta con grande rigore storico e documentario, nello stesso tempo anche molto accessibile e godibile nel suo complesso. Per cui ecco, la professoressa De Grassi ci ha offerto un quadro straordinariamente ricco e tante anche considerazioni che poi immagino possano suscitare delle domande o delle curiosità o anche delle perplessità. Io ne ho alcune di domande, ovviamente di curiosità e richieste magari così anche di approfondimento. La prima che mi viene in mente è anche questa forte oh, santo cielo, carica antropologica dello statuto, per cui è come se la norma non risultasse così asettica, ma tenesse conto della sacralità dello spazio, come dicevi tu, oppure della specificità del tempo, questa differenza tra il giorno e la notte, il fatto che le feste del calendario, che erano presidiate dai santi, poi segnassero gli inizi o le fini dei lavori, oltre i quali non era possibile procedere, per esempio, o anche a determinati confini dentro i quali certi reati potevano diventare più gravi. Per esempio il confine della piazza diventava qualcosa di sacralizzato proprio perché riconosciuto evidentemente dalla comunità, e ciò che avveniva lì dentro assumeva chiaramente una caratura ben diversa da ciò che accadeva fuori. Insomma, un mondo, come dicevi tu all'inizio, al quale noi uomini e donne del terzo millennio non siamo più abituati, e che è ricco di affascinanti sfaccettature. Questa è la considerazione generale. E poi una subito piccolissima, poi lascio spazio ovviamente ad altri se volessero intervenire, il problema del forestiero, perché essendo così tanto parcellizzate le realtà decretate dagli statuti, chiunque entrando nei confini di pertinenza di una comunità di fatto diventava un foresto, diventava uno straniero, anche se era un cittadino del Patriarcato di Aquileia prima o della Repubblica di Venezia poi. Ecco, queste due sollecitazioni mi accendevano tante domande, tante curiosità. Oh, certamente, insomma, ci sono tantissimi aspetti che sarebbe bello poter indagare più in profondità. E questa della concezione del tempo e dello spazio è qualcosa che effettivamente noi abbiamo rimosso completamente, no? Cioè noi ci muoviamo in spazi che tendenzialmente sono segnati in altro modo, ecco, rispetto agli uomini del Medioevo. E abbiamo perso il valore della sacralità proprio di determinati spazi, di cosa si può fare e che cosa non si può fare in certi luoghi. Non parliamo poi del tempo, no? Sappiamo c'è un libro bellissimo, no? Che parla proprio di questo, cioè proprio sul cambiamento della concezione del tempo, avvenuta già nel Medioevo, diciamo col passaggio dal tempo ciclico al tempo della Chiesa,
come appunto dice Le Goff, al tempo del mercante, cioè il tempo parcellizzato secondo delle unità astratte, no? Che non tengono conto più del giorno e della notte, dei giorni festivi e di quelli che non lo sono. Ecco, ad esempio, i giorni della festa per noi, insomma, sono uguali un po' agli altri, ecco, mentre sappiamo che fino anche a pochi decenni fa la festa era qualcosa che segnava veramente la vita della comunità, perché era un momento diverso da quello del lavoro ed era un momento che era celebrato collettivamente, non singolarmente come facciamo attualmente. Quindi, diciamo, tutto questo rimanda proprio a degli spazi collettivi, no? Anche questo festeggiare insieme le feste, viceversa astenersi da determinati gesti in determinati luoghi. È un mondo che abbiamo perduto. D'altra parte, così, insomma, l'uomo, le società umane si trasformano e ognuno vive secondo il suo tempo, però diciamo quello che è importante è non giudicare i tempi passati secondo il nostro metro, no? Secondo le nostre categorie mentali, e cercare di comprendere quali erano i criteri su cui si basavano gli uomini del tempo, quali erano le loro categorie mentali e quindi cercare di capire, no, il perché di determinate anche norme, visto che parliamo di statuti che a noi in certi casi sembrano un po' assurde. Ecco. Mi sono già dimenticata la seconda domanda. Il foresto, la questione Il foresto. Bisognerebbe fare un ciclo qua sui foresti, sì, un seminario, perché ovviamente poi c'è tutta una legislazione che riguarda l'accoglimento o meno del foresto, le limitazioni a quali è soggetta la sua permanenza, e questo ovviamente varia non solo da luogo a luogo, ma dal fatto che si tratti di una comunità cittadina o di un villaggio. Ma a me è capitato molte volte di incontrare in villaggi, soprattutto se di montagna, villaggi un po' isolati, delle persone che mi hanno detto: vivo qui da 30 anni, però sono considerata ancora una forestiera, no? Cioè, quindi diciamo questo concetto è una struttura, una categoria mentale che perdura, no? In determinate comunità, quelle che appunto hanno queste caratteristiche. Il foresto è sempre un elemento perturbatore, come dicevi tu giustamente, un qualcuno che viene a mettere in crisi, no? Quelli che sono gli equilibri consolidati all'interno di una comunità. Però in qualche caso è anche una ricchezza, una risorsa, un qualcuno che ad esempio viene a lavorare, viene diciamo a rimpolpare delle comunità che diventano troppo esigue. Però quindi c'è sempre questo atteggiamento. Le norme negli statuti rurali non sono così esplicite. Probabilmente esistevano delle consuetudini non scritte che regolavano questo tipo di rapporti. Invece troviamo negli statuti cittadini delle norme che riguardano questo tipo di personaggi, perché ovviamente nelle città era molto più consueto, no? Che arrivassero dei foresti. Pensiamo, sempre ricordando gli statuti di Gemona che hai mostrato prima, Gemona era una città che viveva proprio sulla presenza continua, su questo flusso di gente che veniva da fuori e che veniva anche da paesi d'oltralpe, quindi che parlavano anche una lingua diversa e avevano degli usi diversi, ma che venivano accolti, anzi si era consapevoli che la ricchezza della città dipendeva proprio da questo flusso. E così diciamo possiamo pensare anche a dei foresti con caratteristiche peculiari come potevano essere le comunità ebraiche o diciamo connotate con differenze anche dal tipo religioso
e con differenze di usi completamente diversi, no? Che venivano accolte con dei patti precisi, no? Ne abbiamo, questo è stato poi anche studiato, insomma, ci sono le famose condotte, no? Per cui veniva concesso a questi gruppi, no? Di esercitare la loro religione, di praticare i loro usi, come la macellazione rituale ed altre cose, insomma, quindi accoglierli nella comunità garantendo loro, in un'epoca in cui questo era veramente inconsueto, insomma, garantendo loro la libertà di culto, la libertà di usi e costumi e così via. Dopodiché sappiamo anche benissimo che c'erano dei momenti in cui tutto questo saltava un po' per aria, perché appunto il Foresto era sempre il capro espiatorio, no? Soprattutto in questi casi, su cui riversare le tensioni della comunità, cosa che del resto facciamo anche noi oggi, perché non cambia. Grazie, non grazie, cambia grazie. niente, no? Anzi. Grazie. Ci sono delle domande, vedo. Sì. Fino Allora, a che epoca hanno trovato applicazione gli statuti medievali, anche oltre tale periodo? Allora, anzitutto, il periodo medievale, diciamo, è convenzionale, no? Il Medioevo è una costruzione degli storici, perché ovviamente gli uomini che sono vissuti nel 300 o in un altro di quegli altri dei secoli che noi chiamiamo medievali non sapevano di vivere nel Medioevo, loro vivevano nella loro epoca contemporanea. Ecco, quindi diciamo c'è un po' questa forzatura che è dovuta a uno schema mentale nostro. Nel caso del Friuli poi, quando facciamo finire il Medioevo? Nel 1492, 12 ottobre, secondo classica data, no, la scoperta dell'America, o lo facciamo finire nel 1420, quando è arrivata Venezia e ha cambiato tutti gli equilibri, insomma, interni. Vabbè, quindi lasciamo un attimino in sospeso questo problema, quindi su cosa consideriamo Medioevo, e posso rispondere questo, cioè gli statuti avevano questa capacità di modificarsi in continuazione a seconda delle esigenze. Come avevo detto prima, di volta in volta sulla spinta di necessità particolari, ma anche di situazioni contingenti che si verificavano, gli statuti venivano modificati. Quindi diciamo quello che era il nucleo più antico veniva di volta in volta rivisto, corretto, ampliato, viceversa ridotto, riadattato alle circostanze. E in questo modo gli statuti, attraverso tutta questa serie di correzioni, sono proseguiti fino, diciamo, al 1700, fino alla Rivoluzione francese. Non parlo solo in Friuli, parlo, diciamo, un po' ovunque, no? Sempre con questa possibilità di adattarsi alle nuove circostanze. Quindi a un certo punto poi è difficile, a meno che non si è proprio degli specialisti, distinguere quello che è il nucleo medievale dalle modifiche successive, no? Certamente è stato, diciamo, sono stati dei pilastri giuridici, perché hanno costituito le norme, le regole che queste comunità si sono date, che di volta in volta hanno potuto aggiustare a seconda delle esigenze, e questo, diciamo, fino alle soglie della modernità. Interessante. Ci sono altre domande? Ecco, il professor Mocchi si inserisce. Ma volevo chiedere una cosa, professoressa De Grassi. Lei ha parlato delle comunie, no? Volevo capire, magari più nel dettaglio, se fosse possibile, quali beni appartenevano alle comunie, e se chiunque poteva fare domanda di accesso a questi beni comuni, e se esisteva, facendo un parallelismo 600 anni dopo, qualcosa di simile all'esproprio che noi abbiamo negli articoli 42, 43, 42 sulla proprietà,
privata e la possibilità di espropriare, quindi per pubblico interesse, la proprietà privata, e l'articolo 43 della Costituzione che dice che addirittura le imprese possono essere trasferite salvo equo indennizzo, naturalmente, allo Stato. Ecco, c'era qualcosa di simile anche Allora, 600 anni or sono? io non mi avventuro su Grazie. questo terreno, nel quale so poco. Posso dire che le comuni, cioè i beni comunali, i beni collettivi, per capirci meglio, erano piuttosto ampi e ogni comune aveva i suoi. Erano, diciamo, una specie di polmone, non solo di polmone verde, ma proprio di polmone, nel senso che la possibilità di usufruire di questo tipo di beni garantiva a tutti gli abitanti di una comunità rurale di sopravvivere, no? Anche se non aveva beni propri o beni di modesto valore. Perché cioè, anche qui, diciamo, noi abbiamo un po' facciamo fatica a entrare nella mentalità dell'epoca. Noi guardiamo alle terre coltivate come, diciamo, la fonte principale, no, di reddito, di sussistenza per una popolazione. E i beni, diciamo così, le terre incolte, ci sembra che siano, sì, insomma, adesso le usiamo perché hanno un valore ricreativo, ci fa molto bene andare a camminare nella natura, ecco, ma dal punto di vista economico le consideriamo delle terre senza valore. Nel Medioevo non era così. Il problema per la maggior parte delle persone era ad esempio quello di alimentare gli animali, pensiamo appunto che l'allevamento non solo degli animali di grande taglia come i bovini, ma anche, non so, gli ovini, era fondamentale per la sopravvivenza. Per alimentare gli animali bisognava che questi avessero un posto dove pascolare. Quindi abbiamo visto quante ritorna negli statuti questo problema di non far pascolare gli animali nelle terre altrui, no? Cosa che poteva accadere per distrazione, cioè, oh guarda, mi è scappata la mucca e guarda caso è andata a mangiare nell'orto del vicino. Ma poteva accadere anche per, diciamo, dolo, cioè per una vera e propria intenzione. No, io non posseggo un posto dove far pascolare i miei animali e quindi faccio in modo che vadano a mangiare l'erba del vicino. Questi animali quindi erano fondamentali per la sopravvivenza di tutti, anche di quelli che non avevano delle proprietà in cui farli pascolare. Allora, avere dei fondi, delle terre anche molto estese di proprietà collettiva in cui gli animali della popolazione potessero pascolare, in cui si poteva anche ricavare fieno o strame per i periodi in cui non c'era, l'erba non cresceva per l'inverno, cioè gli animali bisognava dargli da mangiare anche l'inverno. Ecco. Quindi era un problema fondamentale per la sopravvivenza di queste comunità. Quindi diciamo che in un territorio comunale una parte considerevole del terreno era diciamo, terra collettiva. Sulle possibilità dell'esproprio a me non risulta, ecco questo. Cioè le terre collettive non erano tali perché erano state espropriate dai proprietari, erano tali perché da tempi immemorabili facevano parte della comunità di villaggio. Cioè ogni villaggio aveva attorno al nucleo principale le terre, diciamo così, a seminativo, no? Le terre che vengono definite terre aratorie, no? Cioè dove venivano seminati i cereali. C'erano degli spazi chiusi dove venivano coltivati le piante che richiedevano più cure, quindi gli alberi, le vigne, eccetera, perché se no sulle terre arative, una volta che veniva tagliato il cereale, gli animali venivano mandati a pascolare, quindi è chiaro che se avevo necessità di avere una vigna dovevo
citarmela, perché sennò mi arrivavano gli animali dentro. Ma oltre, diciamo, a queste terre che erano situate in prossimità del villaggio, proprio attorno alle case, al di là di questo c'erano degli spazi incolti che avevano questa funzione che era ugualmente importante per la gente: alimentare gli animali, andare a far legna da brucio, legna anche per costruire, per le case. È la civiltà del legno, quella del Medioevo, no? Le case erano fatte di legno, e i tetti erano di paglia, tutte le attività artigianali richiedevano grandi quantitativi di legna da bruciare proprio per produrre. Quindi avevano un ruolo importantissimo. Il problema è stato che nel corso del tempo, verso la fine del Medioevo, abbiamo dei segnali molto forti su questo. Le terre incolte sono state via via ridotte a coltura, perché la popolazione stava aumentando e, come fa sempre la popolazione in questi casi, cerca di ricavare delle terre da destinare a pane, come si dice nelle fonti, cioè terre da seminare a cereali, e questo lo fa diciamo a scapito degli incolti. Per cui a un certo punto, alla fine del Medioevo, queste terre incolte si riducono al punto che non sono più sufficienti per garantire quella sopravvivenza, quell'equilibrio, no, delle comunità. E difatti, diciamo, sono proprio di quest'epoca, cioè della fine del Medioevo, tutte le norme di tutela di questi spazi, di questi boschi, di questi prati, di questi incolti. Bene, esauriente. Paolo, vuoi chiudere tu questa bella serata da padrone di casa che ci ospiti? Se ci sono ancora domande, o Angelo vuoi fare qualche considerazione tu o qualche domanda? Ma no, io le domande le ho già fatte, la considerazione anche. Direi che è stato un bell'inizio di questa rassegna, proprio perché ci ha offerto una ricca panoramica su tutto ciò che compete il mondo che ruota attorno agli statuti, dalla pergamena fino al loro uso e consumo, fino a giungere a tutti gli elementi curiosi che hanno a che vedere appunto con la percezione che l'uomo del Medioevo aveva attorno a questa necessità di regolamentare la vita all'interno delle comunità in un momento così complesso in cui tanti confini si sovrapponevano, sia spaziali che cronologici. Come diceva la professoressa De Grassi, siamo ormai poi sull'orlo dei mondi, e quindi tutto diventava molto più complicato e immagino anche più interessante da studiare e da approfondire. Quindi io ringrazio enormemente la professoressa De Grassi per la sua attenzione, per la sua capacità di analisi e anche di sintesi, e ti do la parola, Paolo, per chiudere. Magari lasciamo anche che chiuda la professoressa. Sì, semplicemente per chiudere, ringraziando anch'io naturalmente la professoressa De Grassi per la completezza, la chiarezza espositiva e la semplicità del linguaggio utilizzato. Ringrazio l'amico Angelo Floramo e do appuntamento a tutti per il secondo incontro giovedì prossimo, giovedì 5 novembre alle ore 20:30 con il professor Alberto Vidon, che parlerà degli statuti antichi della magnifica comunità di San Daniele. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Grazie anche da parte mia, e sono sicura che questo bel ciclo avrà degli sviluppi molto interessanti e che quindi questi discorsi potranno essere completati, visti da altre sfaccettature, quindi spero di ascolterò con molto piacere anche le prossime conversazioni. Grazie a tutti e buonasera. Buona serata. Grazie.